Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Friuli Venezia Giulia sta rispettando il target delle 6.140 vaccinazioni al giorno assegnato dal commissario Figliuolo. Per il 22 aprile saranno 4.400 in più rispetto all'obiettivo fissato. Siamo in grado di aumentare le somministrazioni, commenta il vicepresidente Riccardo Riccardi, ma solo a fronte di nuove forniture. Attualmente la giacenza di vaccini è del 14%, circa 54.000 dosi. Correre di più, come fanno altre regioni, aggiunge Riccardi, significherebbe correre il rischio di non somministrare la seconda dose. Al momento la prima inoculazione di siero è stata garantita al 70% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che ha chiesto di vaccinarsi. Il Friuli Venezia Giulia sta facendo la propria parte e anche qualcosa di più per far sì che il trend delle 300.000 inoculazioni quotidiane di vaccino in Italia resti costante. A leggere alcune classifiche nazionali sembra che siamo quelli che vaccinano di meno in Italia, afferma il vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi. In realtà, spiega, ci stiamo attenendo alle indicazioni, provvedendo ad accantonare scorte per garantire anche la seconda dose. Chi corre troppo rischia di non essere nelle condizioni di completare il ciclo vaccinale. L'obiettivo che il commissario Francesco Figliuolo ha assegnato alla nostra regione è di 6.140 somministrazioni al giorno, 42.980 in tutto da venerdì scorso e fino a giovedì prossimo 22 aprile. Tra venerdì, sabato e domenica le iniezioni sono state in media 770 in più rispetto al target assegnato. Tenuto conto della programmazione della campagna dei prossimi giorni, per giovedì il Friuli Venezia Giulia dovrebbe superare l'obiettivo indicato dal commissario di quasi 4.400 unità. Delle 380.445 dosi di vaccino consegnate complessivamente alla nostra regione, ne sono state somministrate 326.091. La giacenza è del 14%, pari a circa 54.000 dosi. Siamo in linea con gli obiettivi, prosegue Riccardi, e siamo anche in grado di aumentare le somministrazioni, naturalmente in funzione delle dosi che ci vengono consegnate. Il vicepresidente della regione spiega che Pfizer garantisce un flusso costante di forniture. Questo consente di procedere speditamente. Il saldo tra le dosi consegnate e quelle che saranno inoculate fino al 24 aprile è negativo di 11.700 unità. Questo perché c'è la certezza che in settimana arriverà nuovo siero della Pfizer. Per Moderna e AstraZeneca invece ci hanno abituato a ritardi nelle forniture, l'accantonamento delle dosi è vicino al 50% proprio per garantire la seconda dose. Ad oggi, fa sapere Riccardi, è stata garantita la prima dose al 70% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia che ha chiesto di vaccinarsi. La percentuale sale a 90 nel caso degli over 80. Al momento le prenotazioni di somministrazioni arrivano fino al mese di giugno. Sui trasporti pubblici legati alle riaperture delle scuole in presenza c'è un limite fisiologico rappresentato dal numero insufficiente di bus. Come Conferenza delle Regioni insieme a UPI e ANCI abbiamo chiesto un incontro al governo per rivedere gli orari di entrata e uscita delle scuole. A dirlo Massimiliano Federica come presidente della Conferenza delle Regioni. Oggi al programma Mezz'ora in più su Rai 3 ha aggiunto sul tema delle riaperture si poteva aprire di più, ad esempio le palestre con le lezioni individuali che non sono fonte di particolare contagio. Su qualche dettaglio potremmo collaborare col governo per migliorare le misure. E il tema delle riaperture tiene banco in questi giorni, anche a parlare sono anche ristoratori che dicono per lavorare solo all'esterno in questo periodo dell'anno significa non poter avere clientela, in particolare la sera diventa difficile per chi ha solo spazi interni, si pensi piuttosto a vaccinare l'intero settore. Commenta così le riaperture indicate dal Premier Draghi a partire dal 26 aprile dei ristoranti solo all'esterno. Antonio Dalla Mora, presidente di Confcommercio FIPE provinciale di Udine. Aprire con solo gli spazi esterni potrebbe essere una situazione molto pesante per gran parte del settore che mi trovo a rappresentare. Non tutti hanno gli spazi esterni a disposizione e poi c'è da ricordare un'ultima cosa, che siamo ancora nel mese di aprile. Le temperature sono ancora fresche, soprattutto dal pomeriggio in poi. Pertanto, dire che possiamo aprire la sera, ma costringerci a farlo solo con gli spazi esterni,
significa non farci lavorare la sera. Vi attendevate indicazioni anche su tema vaccini al personale o tamponi di screening periodici al personale per lavorare in sicurezza? Lo ritengo non solo intelligente ma necessario. Quelli che secondo me ne avrebbero più bisogno i pubblici esercizi, perché sono stati chiusi fino ad oggi, ma penso anche alle cassiere dei supermercati o al personale in genere dei supermercati. Queste persone invece attualmente non hanno nessuna attività vaccinale e che sia veramente un'occasione persa per questo governo e questo paese non averli inseriti. Dopo oltre un anno dall'inizio della pandemia che ha determinato la chiusura di oltre 120 scuole di danza del Friuli Venezia Giulia, Federica Comello, vicepresidente nazionale e coordinatrice Friuli Venezia Giulia di Asso Danza Italia, tutela e rappresenta la rappresentanza dei diritti dei lavoratori operanti nel settore sportivo di base, con particolare riferimento al mondo della danza, ha scritto al Presidente della Regione Federica e all'assessore Gibelli, invocando il loro supporto, soprattutto ora che il primo è a capo della Conferenza Stato-Regioni, la seconda è la coordinatrice della Commissione Sport e Cultura. Comello non solo è fortemente preoccupata per il futuro dei più di 10.000 giovani danzatori e danzatrici che frequentano le scuole regionali, molti dei quali stanno rinunciando alla loro passione, non potendo più coltivarla se non online, con conseguente rischio di perdita di intere generazioni di talenti, ma anche per gli insegnanti e i collaboratori delle scuole. Il CEC è in attesa di avere indicazioni sulla riapertura delle sale cinematografiche. Io resto in sala, continuerà a funzionare anche in futuro come proposta complementare. Al Centro Espressioni Cinematografiche di Udine fervono i preparativi per il Far East Film Festival in programma dall'11 al 19 giugno. Al momento ci sono tutte le speranze, già il 20 aprile si potrebbero avere indicazioni su quello che si potrà fare nell'immediato, spiega la presidente del CEC Sabrina Baraccetti. E anche se tutto è in stand-by, l'attività freme e ci stiamo organizzando per essere pronti a ogni evenienza. La pianificazione è fatta e abbiamo lavorato sulla piattaforma legata al festival, continua Baraccetti. Abbiamo sviluppato una specie di library digitale con la possibilità di poter rivedere molti film selezionati al festival. Nelle edizioni precedenti, una volta proiettati al Teatro Giovanni da Udine, non erano più a disposizione. Ora, attraverso questo nuovo spazio, il festival rimane nella sua dimensione fisica e al tempo stesso può proseguire tutto l'anno. La Presidente del CEC sottolinea inoltre la volontà di mantenere attivo il servizio Io resto in sala come proposta complementare, anche quando saranno riaperti i cinematografi. Si è rivelato uno strumento utile, conclude, per mantenere vivo un legame con chi segue da anni la nostra attività. I dati dei contagi di oggi, calano i ricoveri, stabili le terapie intensive, 13 i decessi. Oggi su 4.147 tamponi molecolari sono stati rilevati 169 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,07%. Sono inoltre 3.903 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 52 casi, 1,33%. I decessi registrati sono 8, a cui se ne aggiungono 5 pregressi. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 57, mentre calano quelli in altri reparti, che risultano essere 377. Siamo alla cronaca. Si chiamava Livio Pavan, l'uomo trovato morto questa mattina nelle acque del canale della laguna di Marano che conduce al porto. A dare l'allarme alcuni pescatori. Il corpo del 60enne del posto è stato recuperato dai vigili del fuoco, hanno operato anche carabinieri e guardia costiera. Si ipotizza che il decesso dell'uomo sia avvenuto per annegamento. Indagini in corso, quella della guardia costiera coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine. Qualche giorno fa a Grado, a causa delle abbondanti piogge e del vento, sono crollati alcuni cornicioni dello storico condominio Zipser. L'area ora è in sicurezza, i cornicioni sono stati caduti in questi giorni, sono stati ripristinati, ma nell'immobile sono presenti diverse crepe da tempo e un episodio simile si era già verificato nel 2019.
È uno splendido edificio frontemare, palazzo simbolo del lungomare di Grado, che venne totalmente trasformato strutturalmente ma anche come destinazione d'uso. È il prestigioso e storico condominio Zipser sul lungomare Nazario Sauro, considerato il primo esempio della trasformazione delle storiche e gloriose strutture alberghiere gradesi in condominio. Un complesso residenziale sorto al posto dello storico albergo dei primi del Novecento e che oggi necessita di ristrutturazioni e riparazioni, visto il deprimento della struttura che è stata realizzata fra il 1960 e il 1964 su progetto dell'architetto Marcello D'Olivo. Lunedì scorso, per abbondanti piogge, i cornicioni sono staccati e sono crollati. I giorni successivi una ditta incaricata li ha ripristinati. Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia. Al momento il condominio è per lo più disabitato, ma con la partenza della stagione estiva diversi turisti raggiungeranno l'Isola del Sole per passare le vacanze. Sull'immobile sono presenti delle crepe da tempo, tanto che un episodio simile si era già verificato nel 2019. Siamo in chiusura subito dopo la pubblicità. Appuntamento con il calcio dilettanti a tutto campo, con la ripartenza del campionato d'eccellenza. Le immagini dal derby Pro Gorizia San Luigi, commenti in studio con Massimo Radina e i suoi ospiti. Alle 21 invece tutte le novità in casa udinese con Replay. Grazie per l'attenzione, l'informazione torna domani mattina con Ore 7. Buona serata.